Serata di emozioni qui a Conegliano. Voi di piani alti di Limaco Volley, come state prendendo tutti questi eventi? Siamo veramente molto emozionati perché quello che abbiamo fatto questa stagione è qualcosa di unico e non so se ripetibile, e ce lo stiamo godendo momento per momento. Da parte vostra c'è mai stato qualche momento in cui avevate, non dico paura, ma insomma per scaramanzia non facevate pronostici? Ma io sempre, perché è l'unica cosa che posso fare, i gesti scaramantici. No, sapevamo di avere un roster molto forte, però ovviamente questa cosa non basta, bisogna essere anche un po' fortunati, non avere infortuni, stare bene nel momento giusto, ma lo staff ha lavorato al meglio, sia con il preparatore, sia Daniele con il resto degli allenatori. Le ragazze sono state fantastiche, ci hanno regalato una cosa, credo che abbiamo scritto una pagina di storia. Siete una squadra molto forte, avete per caso in mente di allargare questa grande famiglia sportiva per diventare ancora più forti? Magari avete occhiato qualche giocatrice di qualche altra squadra? Beh, oddio, più forti di così è impossibile. Quindi credo che da qui si possa solo peggiorare, perché la squadra è stata fortissima, ha ottenuto il massimo possibile. Non credo che si possa creare una squadra più forte di questo gruppo. Per la prossima stagione avete già un occhio, avete già qualche idea? Abbiamo anche già finito, siamo già pronti per la prossima stagione, però adesso è il momento dei festeggiamenti. Tra un paio di settimane pensiamo alla prossima stagione.